Tina Cupani è stata confermata segretaria generale dell'FNP Veneto. La riconferma è arrivata nell'ambito del 12° congresso CISL, tenutosi l'8 e il 9 aprile all'hotel Novotel di Mestre. Confermati anche Giancarlo Pegoraro e Carla Campese, nuovo incarico per Gianni Fabian. Tema importante del congresso è stato Generazione Sostenibile, che mira a connettere valori per un futuro equo, affrontando temi cruciali come caregiver, non autosufficienza, co-housing, solitudine, invecchiamento attivo e politiche di genere. L'analisi dei bisogni è stata per noi fondamentale, ma bisogni che erano aperti anche a valutazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. Quindi noi adesso abbiamo messo insieme tutta una serie di lavori che noi considereremo il nostro impegno nella fase post-congressuale per essere vicini non solo ai pensionati ma anche a tutte le famiglie che con fragilità devono gestire situazioni di difficoltà. Dal congresso è emerso che l'impegno primario del sindacato resta la filiera della cura, ossia la difesa della sanità pubblica con un welfare capillare, un obiettivo di cruciale importanza. Oggi gli anziani sono il 24% della popolazione veneta e saranno il 34% tra 20 anni. FNP Veneto punta sul dialogo istituzionale e il privato sociale per potenziare i servizi agli anziani. Centrale in questo senso l'attuazione degli ambiti territoriali sociali e la spinta per le riforme del PNRR per la sanità territoriale e la non autosufficienza. È evidente che abbiamo grandi emergenze sul territorio, quella demografica, quella abitativa, quella sociale. Noi pensiamo che prima di tutto serve a costruire alleanze tra il pubblico e il privato, la rete degli enti locali, la rete dell'associazionismo, del volontariato e le strutture pubbliche. Per questo alla Regione stiamo chiedendo di costituire una cabina di regia che generi questa capacità di mettere assieme le forze. Ma il congresso ha visto anche confronti chiave sulla previdenza con il direttore INPS Pagano e sui temi sociosanitari con esperti come il sindaco Possamai e rappresentanti di Sant'Egidio e Promis. Voci e studi diversi per delineare cosa può voler dire essere una generazione sostenibile. La sostenibilità vuol dire continuità, vuol dire futuro, vuol dire speranza. Ecco perché il concetto della sostenibilità deve entrare nella testa delle persone. Si possono fare tutte le scelte politiche, le scelte sindacali, le scelte di vita, ma la scelta deve essere sostenibile, cioè percorribile, non deve creare disastri, perché abbiamo questa grande responsabilità. Abbiamo la responsabilità di dare qualcosa al futuro delle nuove generazioni, dei nostri nipoti e dei nostri figli.